Il Covid come la peste. Cosa che sia stato chiedere che venga fatta luce nella maniera più intuitiva e permissiva, con controversie mai. Sono stata ascoltata dove i media hanno inoculato milioni di persone. Com'è stata la terza guerra mondiale? È stata vaccinata la popolazione del mondo contro ogni possibilità di rappresaglia e dove il legame affettivo è stato il motivo di essere indulgenti e fare di se stessi un soldato. Ci siamo prodigati tutti a evolvere un nuovo stato sociale in cui non è permesso oltrepassare la linea di evasione, dove la gabbia è l'universo, dove ci troviamo e consolidiamo la vita, dove c'è ogni possibilità di appartenenza e ci siamo voluti prostrare all'umano esistere e a favore di chi non ha voluto per consapevolezza far uso di farmaci. Ci siamo coinvolti in mortale e disdicevole progresso. Chi ha usato la siringa per vaccinarsi è stato confrontato a dismisura con chi ha evitato l'impatto. Il sarcasmo, dove l'utopia è stata la di regressione invece che evoluzione, infatti l'umanità è stata usata a scopo di beneficiare il pianeta in cui viviamo tutti. È stato utile saper morire per la patria, dove si vive in circostanze adeguate, dove l'eutanasia è un argomento di spicco tra le varie popolazioni. I governi si sono prestati a fare di tutta un'erba un fascio e così la disperazione non vi è stata, altri di chi era compassionevole e compiaciuto di aver fatto ogni cosa per distinguersi da tutti. Aver fatto il proprio dovere di cittadino gli ha devoluto la possibilità di essere scagionato in eventuali criticità degli episodi futuri di mortalità di chi che sia andato nell'A per volere della scienza. Credulità complice della potenza divina. Credulità complice della potenza divina è stata commiserazione della sfera ecclesiastica che ha saputo tenere calma la folla, che diniego aveva per tutto l'avvenire futuro, dove sembianza non è precisione di fatto ma similitudine, che opacizza l'incognita repressa e che deve fare fronte ad altre ove tipologie di intervento. Godere dell'immunità è una perspicacia che impone rigore per chiunque voglia avere la soluzione di tutti i casi, dove il caos ha ragionevolezza e autorevolezza nel far sorgere una nuova epoca, dove l'utilizzo del nostro non è mistico, ma trascende dall'essere sì o no, perché la realtà è singolare, dove esiste solo certezza senza calcolo di errore. La perfezione che danno in futuro ai nostri Samba Sofia rischierà di togliere ogni responsabilità a codesti che interverranno in funzione della scienza e l'umanità andrà col finire dei tempi verso l'incondizionato ricordo dove l'immortalità sarà evidente in ogni essere stato e che fu, dove chiunque verrà conosciuto come il totale di ogni direzione, con la genialità plurima sana di sapere fare ogni cosa genialmente perché individuo unico. Sofia Trevisan. Visionaria.